assegnano, viene da chiedersi se la richiesta di trasparenza, di equità, di chiarezza è giustificata o meno. Hanno ragione? Nei 15-20 minuti che sono stati assegnati al mio intervento cercherò di dare qualche risposta, ovviamente in modo molto sintetico, nella consapevolezza che si tratta di un argomento diciamo poco simpatico e altresì poco conosciuto al vasto pubblico. Poiché vedo che in sala sono presenti dei colleghi che ringrazio per la partecipazione, ma vi sono anche persone che diciamo non hanno confidenza con i codici e con il diritto, mi scuso sin d'ora se ogni tanto farò qualche riferimento al codice e ogni tanto mi scapperà qualche parolaccia giuridica. Innanzitutto chiediamoci chi è Equitalia. Equitalia è il soggetto incaricato della riscossione delle entrate pubbliche. Badate, non soltanto di tributi, cioè di imposte e tasse, perché Equitalia è incaricata di recuperare e quindi di riscuotere coattivamente, cioè senza che ci sia la volontà da parte del debitore, tutta una serie di crediti che hanno diversa natura. Per cui vi sono i crediti tributari, che appunto comprendono le imposte e le tasse, i crediti di natura previdenziale, che sono quelli vantati dai contributi, dagli enti previdenziali, vi sono persino i diritti camerali della Camera di Commercio, le sanzioni amministrative, le famose contravvenzioni che tutti noi ogni tanto siamo chiamati a pagare con la notifica alla cartella, e persino anche le sanzioni penali, per esempio le multe e le ammende, a cui viene condannato a seguito dell'accertamento di un reato un cittadino. Quindi vedete che vi è tutta una varietà. Ecco, quindi Equitalia è il soggetto che a cui lo Stato ha assegnato il compito della riscossione coattiva. La cosa che però accomuna tutti questi crediti è che tutti questi crediti hanno natura pubblica, quindi non sono crediti privati ma pubblici. La natura del credito è molto importante perché caratterizza la disciplina, nel senso che la procedura di riscossione dei crediti di natura pubblica è diversa dalle regole normali e generali di recupero dei crediti privati. Per farvi capire, la procedura che applica Equitalia non è quella che l'avvocato applicherebbe se voi andate da un avvocato per recuperare un vostro credito. Detto questo, quindi stiamo parlando di una procedura particolare e tra l'altro vedremo una procedura particolare ma con un occhio di riguardo alla pubblica amministrazione, all'amministrazione finanziaria, nel senso che, e questo la Corte Costituzionale ha detto che è diciamo legittimo, proprio la natura peculiare pubblica del credito giustifica una diversità di trattamento e anche quell'occhio di riguardo nei confronti del soggetto incaricato della riscossione. L'atto che sicuramente tutti conosciamo è la cartella esattoriale, tutti abbiamo ricevuto la cartella esattoriale, che è appunto l'intimazione di pagamento che precede l'esecuzione coattiva, cioè l'esecuzione forzata che poi si realizza secondo le diverse modalità dell'esecuzione immobiliare presso il debitore e presso terzi. Poco conosciuti sono invece i diritti che i cittadini contribuenti hanno e che sono riconosciuti dall'ordinamento giuridico in generale e dall'ordinamento tributario in particolare. Brevemente ho scelto, tra i tanti argomenti,
tre, che sono la prescrizione, la regolarità delle notifiche e i termini di decadenza. Perché li ho scelti? Non è un caso, ovviamente, perché quando si riceve una cartella esattoriale, le prime cose da verificare sono proprio queste: se il credito portato in cartella è prescritto, se la notifica è regolare e se siamo decaduti oppure no dall'impugnativa. Che cos'è la prescrizione? Anche questa è la prima parolaccia giuridica, vedete bene, perché chi non è avvocato poco conosce l'istituto della prescrizione. Praticamente la prescrizione è un tempo assegnato per il recupero del credito. Se il creditore entro il tempo assegnato dalla norma non si attiva e non esige il credito, lo perde. È un istituto di carattere generale, nel senso che è previsto dall'ordinamento giuridico in generale, non si riferisce solo ai crediti ma a tutti i diritti, quindi non solo al diritto di credito. A voi ovviamente interessa il diritto di credito e in particolare interessa il diritto di credito dell'amministrazione finanziaria, comunque dell'amministrazione pubblica. Anche questi diritti di credito vanno in prescrizione. Il termine varia, può essere di 3 anni, può essere di 5 anni, a seconda ovviamente del credito, però è importante verificarlo. Perché? Perché esiste una regola che prevede che la prescrizione debba essere eccepita, seconda parolaccia. Nel senso che il creditore, anche se sa che quel credito è prescritto, faccio l'esempio classico, contravvenzioni. Allora, la cosa più semplice è il pagamento delle tasse automobilistiche, il bollo, 3 anni. Anche se sono passati 3 anni, l'amministrazione finanziaria ve lo chiede e lo mette in cartella. Se voi non vi attivate e non impugnate la cartella e dite all'amministrazione: cara amministrazione, guarda che il termine è prescritto, tu non me li puoi chiedere questi soldi, non c'è niente da fare, lo dovete pagare. E dovete, tra l'altro, impugnare la cartella, guardate bene, entro il termine assegnato, in questo caso 40 giorni. Quindi capite bene che il meccanismo della prescrizione è abbastanza delicato. Ripeto, non è una vessazione nei confronti del contribuente, perché sono istituti di natura di carattere generale, funziona proprio così. Quindi bisogna esaminare prima di tutto se il credito portato dalla cartella esattoriale è prescritto oppure no. L'altro argomento importante è quello delle notifiche e della regolarità delle notifiche. Lo so che è un argomento abbastanza tecnico, perché difficilmente un cittadino potrà rendersi conto se la notifica è regolare oppure no. Perché? Perché occorre conoscere le norme del codice di procedura civile, perché le notifiche vengono fatte con il richiamo a quelle norme. Mi riferisco al famoso, per noi avvocati, articolo 140, altra parolaccia del codice di procedura civile, che praticamente ha introdotto nel nostro sistema la presunzione di conoscenza da parte del destinatario. Probabilmente voi non sapete che si chiama 140, però conoscete il procedimento. Vi arriva una notifica, voi non vi trovate a casa, vi lasciano un bigliettino, l'atto viene depositato in comune e vi arriva poi una raccomandata dove c'è l'avviso che l'atto è depositato al comune, che quindi dovete andare a ritirare l'atto in comune. Ora, se voi non andate a ritirare l'atto e avete regolarmente ritirato l'avviso di ricevimento della raccomandata,
conosciate l'atto o non lo conosciate è assolutamente irrilevante, perché per la legge quella notifica è assolutamente regolare. Questo meccanismo appunto si chiama presunzione legale di conoscenza. E anche questo un meccanismo di applicazione generale, perché il 140, gli avvocati presenti lo sanno bene, si applica in modo generale ed è per noi avvocati non solo con riferimento alle cartelle esattoriali, ma in genere un problema, perché ci sono delle regole molto precise sulla regolarità della notifica e devo dire che spesso Equitalia queste regole le ignora completamente, nel senso che da una statistica circa l'80% delle notifiche delle cartelle sono irregolari e il cittadino non lo sa non lo sa mi sono distratta con i commenti. Allora, non lo sa, esatto, e paga. La cosa incredibile è che appunto Equitalia, benché la notifica sia irregolare o addirittura persino nulla, poi vi racconterò un caso che mi è capitato veramente emblematico, procede e va avanti. Anche se voi non solo non conoscete l'esistenza della notifica della cartella, ma proprio quella notifica risulta assolutamente, per le norme del codice di procedura civile, assolutamente nulla. È capitato anche a me. È capitato per esempio che a me siano state fatte delle notifiche ai sensi del 140. Io l'ho preso per puro caso da una verifica allo sportello, chiedendo l'estratto di ruolo. Quando ho chiesto la copia delle relate di notifica, ho verificato che l'avviso di ricevimento era tornato indietro e praticamente risultava l'indirizzo sconosciuto. Avevano sbagliato perché io abito lì da 7 anni, quindi non sono assolutamente sconosciuta. Ebbene, a loro risultava sconosciuto, io quindi non ne sapevo assolutamente niente, quella notifica era per loro regolare, non lo doveva essere, perché se l'avviso torna indietro sconosciuto quella notifica non si è assolutamente perfezionata, eppure a me stavano facendo la procedura di fermo amministrativo. Ora, detto questo, ecco, volevo appunto farvi un esempio, giusto per capire che è importante verificare, lo dico soprattutto ai colleghi presenti, la regolarità delle notifiche delle cartelle. Mi è capitato per esempio, devo dire in sede di opposizione all'iscrizione ipotecaria, che quando Equitalia si è costituita sostenendo che le cartelle erano state notificate in modo assolutamente regolare, nel verificare le relate, devo dire all'inizio così a occhio ha ingannato un po' anche me, però ad un attento esame ho potuto verificare che la notifica era stata eseguita al destinatario in quanto irreperibile. E andando a verificare ho accertato che il messo notificatore si era recato presso il comune di residenza del destinatario, era andato molto diligente addirittura all'ufficio anagrafe, aveva accertato che il destinatario in quel comune non risultava residente, aveva messo un bel timbro non iscritto all'anagrafe con tanto di certificazione e gli aveva regolarmente notificato ai sensi della norma che prevede appunto la notifica agli irreperibili. Peccato che il comune fosse diverso, nel senso che il destinatario non risultava iscritto all'anagrafe di quel comune perché stesso indirizzo, stesso numero civico, in realtà era iscritto all'anagrafe di un altro comune. Cioè, quindi vedete che succedono anche queste cose, quindi è sempre buona regola verificare la regolarità delle cartelle esattoriali. Perché è importante la regolarità delle notifiche? Argomento per gli avvocati importantissimo, perché la notifica costituisce il presupposto dell'attività successiva. Quindi se la notifica risulta inficiata, inficia tutta l'attività
successiva, e quindi ci sono gli spazi per la tutela in sede giudiziaria. Per esempio, con riferimento ai termini di decadenza, perché le impugnazioni, le opposizioni sono soggetti a termini cosiddetti di decadenza, nel senso che decorso il termine purtroppo non si può fare più niente, però ecco, a mio avviso, ho trovato qualcosa in dottrina, in giurisprudenza non ho ancora trovato niente, però a mio avviso, quando è previsto un termine di decadenza, se la notifica è nulla o irregolare o addirittura inesistente, come nel caso che vi ho appena raccontato, beh, in quel caso il termine non è decorso, perché il decorso del termine presuppone logicamente dal punto di vista giuridico che la notifica si sia regolarmente realizzata, regolarmente perfezionata. La natura del credito, come dicevo prima, conduce, giustifica a una diversità della procedura di riscossione coattiva. Guardate che le differenze ci sono e come. Ne cito una che mi ha particolarmente colpito, ed è quella prevista dal nostro legislatore all'articolo 57 del DPR 602/73. Nel senso che l'opposizione all'esecuzione, ennesima parolaccia, cercherò di essere, per chi non è avvocato, più chiara possibile, l'opposizione all'esecuzione non è consentita salvo che per l'impignorabilità dei beni. E questa è una norma che a me ha colpito, e devo dire non solo ha colpito me, ha colpito anche qualche giudice, tra cui recentemente il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Venezia, che ha sollevato l'eccezione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte Costituzionale per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. L'articolo 3 è quello che stabilisce e sancisce il principio di uguaglianza nel nostro ordinamento, e l'articolo 24 invece è l'articolo che tutela l'esercizio del diritto di difesa per il cittadino. Allora, cosa dice l'articolo 57? Se ci troviamo in una fattispecie per la quale il contribuente deve contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere all'esecuzione, quindi si parla di una contestazione importante, perché per esempio uno di questi casi può essere la prescrizione, nel senso che il credito è prescritto, quindi non c'è più, e allora l'amministrazione finanziaria mi sta chiedendo il pagamento di un credito prescritto e io mi devo opporre. Bene, non posso pormi in sede di opposizione all'esecuzione perché è limitata dal legislatore solo al caso in cui i beni siano impignorabili, i beni oggetto ovviamente dell'opposizione. La Corte Costituzionale si è recentemente occupata di questo argomento e con ordinanza 133 del 2011 ha dichiarato la questione inammissibile, però leggendo attentamente l'ordinanza ho verificato che l'inammissibilità è argomentata dalla Corte per carenze appunto argomentative, per cui ritengo che diciamo un'ulteriore questione di legittimità in sede incidentale o comunque una motivazione più compiuta possa trovare qualche breccia, perché ritengo che la disparità di trattamento costituisca, quindi tra contribuente e cittadino, tra la procedura ordinaria e quella esattoriale di riscossione dei crediti, costituisca effettivamente un vulnus del sistema che il legislatore, su cui il legislatore deve intervenire. Sì, cerco di ridurre i tempi. Un'altra breve considerazione è quella per la quale mi rendo conto che la materia è complessa, per la quale la differenza della natura del credito determina sia la competenza del giudice che i termini per impugnare. Molto brevemente e sinteticamente, il tributo
contributi sono di competenza della Commissione tributaria provinciale, ovviamente di primo grado, i crediti previdenziali sono di competenza mi riferisco ovviamente ai crediti portati dalla cartella esattoriale. I crediti previdenziali sono di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, le sanzioni amministrative per esempio sono di competenza a volte del giudice di pace, a volte del tribunale ordinario. Quindi vedete una materia molto articolata, perché cambia proprio a seconda del credito portato in cartella sia il giudice a cui io mi devo rivolgere che persino il termine entro cui devo impugnare, che può essere di 40 giorni, di 30 giorni, 40 giorni, 60 giorni. Su questo devo fare un ulteriore rilievo, nel senso che l'articolo 5 dello Statuto del Contribuente, la legge 212 del 2000, esplicitamente prescrive che l'amministrazione finanziaria deve consentire la completa e agevole conoscenza delle discipline legislative e amministrative al contribuente, cioè il contribuente deve essere informato dei propri diritti. Bene, così non è. Non solo, ma talvolta ci sono anche delle trappole. Una di queste trappole, per esempio, la troviamo nella cartella esattoriale. Quando vi arriva l'avviso, vi si dice che avete il termine di 60 giorni per impugnare davanti alla commissione tributaria, e poi vi si dice salvo che il credito sia di competenza di altro giudice ordinario. Ma il contribuente non sa, non conosce le norme. Perché non gli si dice che in questi casi il termine per impugnare non è 60 giorni, ma può essere 30 giorni, può essere 40 giorni? Perché spesso il contribuente che legge capisce che c'è 60 giorni per impugnare, poi va dall'avvocato, ma è l'avvocato costretto a dirgli: mi dispiace, purtroppo in questo caso il termine è 30 giorni, 40 giorni, non possiamo più fare niente. Quindi anche diciamo in questo caso vedete che c'è veramente l'esigenza di una maggiore trasparenza, di una maggiore chiarezza tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente. Queste cose risultano sulla carta, lo statuto del contribuente dice delle bellissime cose, il problema è che occorre tutte queste bellissime cose metterle in pratica. La tutela giudiziaria naturalmente non basta perché occorre un intervento politico, un intervento del legislatore, occorre intervenire nelle procedure di riscossione, occorre estendere al contribuente le tutele del codice di procedura civile, cioè quelle che, come vi ho accennato prima, il codice di procedura civile riconosce al cittadino. Allora non vedo perché le stesse tutele non possano essere riconosciute al cittadino quando indossa la veste del contribuente. Occorre garantire una giustizia tributaria snella ed efficiente, soprattutto per evitare danni gravi e irreparabili per il contribuente, che ha ragione. Ne sanno qualcosa i colleghi che sanno quanto tempo ci passa perché la Commissione tributaria provinciale di Sassari possa prendere in esame un'istanza di sospensiva dove si chiede, pur avendo ragione, l'immediata sospensione dell'esecuzione coattiva. Occorre impedire che nelle more si moltiplichi il credito tanto da richiamare la pratica dell'usura. Mi ha colpito mi ha colpito un articolo della Nuova Sardegna del 27 gennaio del 2012. Nell'isola lo Stato può praticare l'usura. Bene, chi lo dice? È il presidente dell'Urispes, Gianmaria Fara. Vi cito testualmente le sue parole: non si può correre il rischio di sottovalutare le possibili ricadute che le procedure di riscossione mettono in moto, anche perché lo Stato, che da una parte promulga leggi contro la pratica criminale dell'usura, dall'altra fa di questa pratica un largo uso a danno di quei cittadini che dovrebbe invece tutelare. Per rendersi conto di quanto ciò sia vero, basterebbe osservare come tra interessi e sanzioni un modestissimo debito possa crescere esponenzialmente. E mi avvio davvero alla conclusione. Sono convinta che al nostro paese non occorre lo sceriffo di Nottingham, ma nemmeno Robin Hood.
non uno Stato di polizia fiscale, ma nemmeno l'agitazione dei forconi. Sono convinta che occorre un buon legislatore che affronti il tema della riforma fiscale nell'ambito e nel rispetto dei valori e dei principi della Carta Costituzionale e che conduca il nostro Paese da Equitalia verso un'Italia equa. Con questa speranza